1963 si susseguono 15 nobili famiglie che ne detengono la signoria. Le più importanti sono state 4 e sono state anche le 4 che hanno dato un'impronta al castello. E parliamo della famiglia Chiaramonte nel 1300, la famiglia Prades Cabrera nel 400, nel 600 gli Amato e l'ultima famiglia, come dicevo prima, che lo vende nel 1963 alla regione siciliana. Da quel momento iniziano, 10 anni dopo iniziano i lavori di restauro che si protraggono per all'incirca 30 anni. La gru, così per curiosità, l'hanno sfondata nel 2000, dico, questo per darvi un po' il chiaro. Il restauro sicuramente per quanto riguarda l'esterno conserva esattamente quello che era il fascino del castello medievale. Internamente sicuramente qualcuno di voi potrà dire qualcosa che non va, ma se non l'avessero fatto non saremmo qui a camminarci dentro, questo per il cielo. Qua ci troviamo all'altezza del cortile a tenaglia, così detto perché l'eventuale salitore che giungeva all'interno di questo cortile, e badate bene che l'ingresso non era questo, perché questo viene aperto nel 1600, quando cessa l'esigenza di essere castello fortilizio, diventa una residenza, per cui anche la necessità di un ingresso più sforzoso, più bello. L'ingresso era quello alle vostre spalle. Si accedeva attraverso il borgo, attraverso la terra vecchia, e quindi le case del borgo nel difendersi loro stessi già difendevano il castello. Poi dovevano superare il muro di cinta, immettersi in una zona tra il muro di cinta e il castello che viene chiamata zona franca e poi passare attraverso quella apertura. Quindi diciamo che non era semplice, ma arrivati qua c'era apparentemente lo spazio per andare, ma venivano bersagliati per poi riaccalcarsi nuovamente sotto l'altro arco. Ecco perché a tenaglia, perché poi venivano richiusi nuovamente, attanagliati e colpiti nell'altro. Poi questo muro è diciamo con questa forma particolare che ha questa pancia che esce verso fuori, non è a caso, è un accorgimento tattico difensivo perché serviva a mettere in evidenza l'eventuale assalitore rispetto a chi stava in altro che poteva colpire senza essere colpito. Un chiaro passaggio del tempo è la sovrapposizione degli archi. Il primo a sesto acuto è del 1300, invece il secondo a tutto sesto del 1600. Possiamo allora, coraggio. Sì, c'è chi stare attento di spiegazioni perché domani sarà un caldo da morire. Ho questa 1778, allora cosa questa? Probabilmente quando hanno tolto la cancellata o quando gliel'hanno messa e poi è stata fatta dopo. Capo se vuole lanciare nel vuoto, i biglietti sono gratis, oggi offrono un castello.